Ecco, io credo che sia un momento di fare qualche intervento, se ci sono domande ovviamente di approfondimento, magari andiamo due o tre e poi sottopondiamo entrambe alla Commissione. E l'unica cosa che volevo aggiungere è sì, sarà molto diversa questa banca di Ferrara, però scavando nel passato di Veneto Banca ho scoperto che il cambio da, mi pare che fosse l'avvocato Tartini e Franco Trinca si è giocato sul fatto che anche sul fatto che la fusione che Tartini aveva pensato, che usciva fuori dal Veneto, era stata negata da tutti perché il Veneto doveva restare da solo, perché il campanile, poi in quel momento il vento anche politico tirava fortemente sull'autonomia, no? E allora Tartini perse la battaglia, Trinca ha tenuta per molto tempo, diciamo, ha tenuto il vessillo alto, però questa idea non passò, diventò una banca forte locale che tentò anche di investire all'estero, lo ricordiamo ovunque, ma soprattutto l'operazione Romania, che era un'operazione consistente. Sì, abbiamo preparato il microfono, eccolo qua, benissimo. Allora, se ci sono delle domande abbiamo un microfono a disposizione e possiamo, ecco qua, signore, magari diciamo il nome e facciamo interventi abbastanza brevi, così possiamo aggiungere due o tre domande assieme. Ecco, c'è il nome? Santino. È il Presidente Popolare di Centro. Allora, io volevo chiedere al professore come mai non molto tempo fa sia Banca Popolare di Vicenza che Veneto Banca hanno superato i test previsti da Basilea 1, 2 e 3 più il stress test. Questo non molto tempo fa. A distanza di un anno e mezzo è successo il patatà. Chi doveva controllare dov'era? Parlo anche di Consob, di Banca d'Italia, si mi può rispondere. Benissimo, benissimo. C'è un altro intervento, ecco la signora. A merito a questo argomento, noi in quegli anni là ci ho una curiosità. Il microfono, perché sennò non c'è qualcuno qui? Sì. Ho una curiosità. Sì. Allora, si è tentato di far entrare in borsa la Banca Popolare di Vicenza, no? E non è stata messa sul mercato perché la quantità di flottante non era sufficiente. Siccome è stata quotata a 0,10 mi pare, io ho l'impressione che in realtà non sia stato fatto quanto era sufficiente per metterla sul mercato, perché a 0,10 per azioni io penso che moltissima gente avrebbe comprato, adesso avremo il flottante sufficiente e avremo la banca sul mercato. Io non ho ben capito cos'è successo là, magari se lei ha qualche idea ulteriore. C'è quella signora lì che aveva alzato la mano, che voleva parlare di prima. Ecco qua. Il nome, signora? Sì, ha solo il microfono così si capisce. Sì, benissimo. Mi chiamo Maria Teresa Rossi. Sì. Per la cronaca anche azionista di Veneto Banca, per la cronaca, però parlo in veste di cittadina, se fosse più appropriato. Allora, vorrei cominciare, c'è un po' di ritorno di voce, vorrei cominciare dalla metafora dei 180 kg, perché anche rapportata a una qualsiasi persona, non è che da un peso normale si arriva a 180 kg in poche settimane. Bisogna fare una dieta prolungata di eccesso di cibo per raggiungere. È evidente che la metafora è calzante rispetto a quanto è successo alla Popolare, che era Popolare di nome, ma di fatto nell'accumulo di sportelli fuori porta, ma non fuori porta veneta, fuori porta italiana, dalla Romania a tutto il resto, non era evidentemente più popolare. Ma questo è avvenuto nel corso di un lunghissimo tempo, e qua torna un po' il problema che
fatto salvo che ogni banca ha il suo patto politico territoriale, qui è scattato un patto politico extraterritoriale di cui nessuno ha percepito l'importanza e ha percepito la conseguenza politica e finanziaria, perché lascio stare la Puglia che era giù, ma perché queste sono poi risultate le perdite maggiori alle quali la banca stessa ha dovuto rispondere, o comunque una parte consistente. Ecco, detto questo, siccome bisogna stringere e parlare del presente, la domanda è: la bocca di fuoco, come usa nominarla il Sole 24 Ore di Atlante, con i suoi 4 erotti miliardi, è possibile pensare che sia non solo un elemento di raffreddamento, perché in questo momento non abbiamo bisogno solo di raffreddamento, ma un elemento non solo di salvataggio delle banche per farle, tra virgolette, risuscitare, perché di fatto sono 2 organismi morti, ma per dare la speranza e la possibilità che queste possano, in altre condizioni, essere agenti e imprese economiche sul territorio, senza escludere la quantità di soci, perché di questo nessuno mai parla. Cioè, voglio dire, dentro a questo ci sono anche centinaia di pensionati che non sono aziende, ma sono indispensabili per le piccole aziende e famiglia di cui sono sostenitori in assenza del lavoro degli altri. Quindi, a mio giudizio, ho forti dubbi che, nonostante il grande sforzo del governo, questa impresa di Atlante possa essere, con i suoi 4 miliardi, finisco col dire che all'ultima assemblea di Marghera, se qualcuno si è letto il bilancio, sui debiti incagliati l'analisi non è giunta fino in fondo e quindi si parla di almeno altri 3 miliardi di incagli non calcolati. Benissimo. C'era il Presidente Bosa che voleva chiedere una cosa. Lasciamo spazio. Perché io mi fermerei su queste 3, perché là c'è parecchio, ma poi il resto facciamo una faccio, mi perdonerete, ma faccio proprio un po' di risposte per dare modo. Allora, il stress test, per rispondere alla domanda di chi è la colpa, sono condotti dalla Banca Centrale Europea, quindi su questo posto le banche italiane non c'entrano nulla. Ora, non vorrei ricordare, ma sulla licenza penso che ti passò tipo con un 6 no, se no, mandava in settembre, quindi segno che qualche problema non c'era, però pensare una lancia. Guardate che lì il problema, gli stress test funzionavano così. Che succede se l'economia scende di un 1%, 2%, provare a capire qual è l'inflesso di bilancio delle banche. Questo è il punto. Cioè, il problema che dopo è venuto fuori è ancora, quando io do un credito di 100 euro e me lo iscrivo a bilancio a 100 euro, poi con gli accantonamenti eccetera, lo stress test non mi va a capire se fa poverino, mi va a dire, diciamo che qui hai dato 100, l'economia va giù, va su, succede un attentato eccetera, che ti succede la solidarietà patrimoniale, quindi quello purtroppo è venuto un po' indietro. Però il crash test è stato fatto dopo aver fatto i controlli Basilea 1, 2, 3? Sì, io non sono controlli, sono ratios patrimoniali, cioè Basilea 1, 2, 3 ti diceva tu devi avere un capitale sufficiente a supportare i tuoi livelli di prestito, però di nuovo nessuno va a vedere. Che poi non è neanche vero, perché prima dello stress test ci sono gli asset quality review. Io ho capito, però non vuole fare perdere tempo. Però quando una banca supera tutti i controlli che sono previsti e dopo ognuno dice no, non è compito mio e ha superato tutti i controlli, la Popolare di Vicenza al secondo tentativo ha superato il test stress, vuol dire che i controlli che dovevano essere fatti sono stati fatti. Per cui la gente che comprava si sentiva anche garantita, ma se chi deve controllare non controlla, magari vengono assunti anche i controllori. Allora, guardi, andiamo da nessuna parte. No, è giustissimo, però credo che alla fine la migliore risposta sia questa. La finanza, come io spiego a questi tempi cos'è la finanza, quindi si sposta madonna adesso che mi tiri fuori le formule. La finanza è il modo in cui si spostano soldi nel tempo. Cioè, se io sposto soldi da adesso al mio futuro sto prestando. Se io prendo un prestito dal mio futuro sto in realtà chiedendo il prestito a voi, perché poi è un prestito che dovrò ripagare. Questa è la definizione più breve di finanza che io
ho mai trovato e che dico ai miei studenti. C'è un problema che in questa roba qui c'è il tempo e al tempo è associato il rischio, cioè il problema vero della finanza è capire che probabilità ci sono che tu i soldi non me li dai indietro. Allora tu puoi inventarti il sistema, il best in vari modi, più forte del mondo, più efficiente del mondo, ma c'è sempre una dimensione di incertezza nel capire qual è la qualità del tuo prodotto finanziario, che vuol dire qual è la probabilità che lui 100 euro devi dare o non devi dare indietro. Dopodiché tengo anche la responsabilità, quindi le test sono stati prodotti dalla Banca Centrale Europea, dall'European Banking Authority, dove, ripeto, proverò a darvi qualche elemento, vi farete voi la vostra idea. Consob e Banca Italia, attenzione! Consob è responsabile di controllare che non vi vendano della carta, non abbiano venduto della carta straccia. Cioè non confondiamo le responsabilità, non lo dico per assolvere, anzi forse proprio per capire dove sta semmai qualche deficienza che deve essere ovviamente indagata dalla competente. Consob, il lavoro di Consob, il Presidente Regas l'altro giorno si è difeso all'Assemblea in modo molto, come dire, potente, che ognuno potrà valutare. Consob deve valutare se io vendo un'obbligazione a lui, se non mi sto in realtà vendendo un biglietto da una partita di calcio, spesso vale di più il biglietto. Quindi questo è stato eventualmente, quindi se c'è qualcuno che ha venduto obbligazioni subordinate senza dire che erano subordinate, chi doveva controllare era Consob. Visto, non avevo più tempo, visto però che il margine di errore qui non è stato del 10 o del 20%, è stato del 100%, visto che l'azione della Banca Popolare di Vicenza è stata votata a 0,10, il controllo proprio non ha funzionato per niente. Cioè il controllo è come non ci fosse stato. Sì, non lo so, Banca Italia per finire il quadro invece ha autorizzato tutte le acquisizioni in questi anni, no? Quindi tutte le politiche espansionistiche fatte, parlo sempre di Carife, in quegli anni ebbero l'autorizzazione di Banca Italia. Ognuno fa le sue valutazioni, dopodiché dico la mia opinione tranquillamente. Io sono convinto che vadano indagate le responsabilità, questo deve essere un paese che l'autorità di controllo le ha sempre mal ingerite, mal tolerate. Però permettetemi questa considerazione, valga quello che valga, ripeto, non voglio essere frainteso, va visto esattamente, devo dire, un po' più sul lato Consob. Io ad esempio sono uno di quelli che dice: ma perché non registriamo i colloqui fra promotori finanziari delle banche e acquirenti? Perché non li registriamo? Cosa costa? Mettono questa, la paghiamo noi, c'è problema. Quindi, però dico un'altra cosa, mi chiedo a che punto della storia abbiamo cominciato a incolpare non chi sale sull'autobus senza il biglietto, ma il controllore che non l'ha beccato. È compito del controllore beccato, però preferisco partire da chi è salito sull'autobus senza il velocemente le altre no, mi perdoni, ma proprio per quello che dicevo io non entro nel mezzo della votazione di licenza, sono cose anche poi che non ho la conoscenza giusta. Faccio solo notare che semplicemente non vi è stata domanda sufficiente a sottoscrivere la quotazione a quel prezzo di mercato. Cosa sarebbe accaduto con un altro prezzo, ovviamente, anche se conoscesse a fondo la vicenda non lo potrei dire. Posso soltanto dire che questi sono tempi ancora un po' complicati per chiunque compri azioni delle banche, anzi per le quotazioni delle azioni delle banche. Voi sapete che dal 1 gennaio in poi, quando è scattato il bail-in, quello duro, quindi ti azzerano le azioni, le obbligazioni subordinate, le obbligazioni non subordinate, da lì per un mese abbondanti i titoli sono crollati nelle banche italiane. Perché, attenzione, che sta succedendo? Adesso in realtà la cosa si è un po' stabilizzata con gli interventi che ho provato a esporvi, ma qualche problema ancora c'è, perché la verità è che gli investitori non sono ancora convinti che i livelli di capitale delle nostre banche siano sufficienti a reggere quello che ci aspetta nei prossimi anni, e quindi in un quadro del genere aumenti di capitale come quello a me non ha stupito poi troppo che siano andati deserti, perché in realtà un po' di incertezza su quello c'è. Infine velocemente sull'Atlante, guardate, posso contestare il giudizio che siano organismi morti, i Popolari di Vicenza e Veneto Banca, mi
mi sento di seguire, non voglio smentire me stesso, cioè sulla conoscenza di dettagli di queste banche, ma non mi sento di dire che siano organismi morti, se non altro perché, ripeto, in quelle 4 banche lì i risparmiatori sono a zero, gli azionisti, diciamo, no, perché quei titoli sono stati stracciati, cioè le azioni fiscali per il Banca Etruria, non esiste più legalmente la banca, quelle azioni sono state stracciate, pure le obbligazioni, in realtà però siamo intervenuti con un decreto che forse in parte meritato. In questo caso non è così, abbiamo dei titoli con un valore molto diverso dall'acquisto, che sono lì, e che in realtà l'intervento di Atlante, che non sono 4 miliardi e mezzo, perché 4 miliardi e mezzo è il capitale, la leva finanziaria che si spera di mobilitare pare anche 1 a 20, quindi vuol dire che quei 4 miliardi e mezzo ne fanno crescere 90. Okay? Beh, insomma, discutiamo, vediamo, è ancora a partire da tutto. C'è chi dice che arriverà fino a 20 la leva, in ogni caso scegliete voi il numero che ritenete più opportuno, parliamo di fosse 10, 45 miliardi, se fosse 20, 90 miliardi, poi sapete che Atlante funziona che fino a giugno prossimo, il 70% è destinato alle ricapitalizzazioni, il 30% al meccanismo degli NPL che dicevo prima. Lo scopo di Atlante è esattamente fare il massaggio cardiaco con queste banche per farle riprendere, in modo che il titolo che io ho comprato 10, che adesso mi vale 1, possa tornare a valere 10, che non è morto del genere. Poi se ci vorrà 1 anno o 5 anni, questo ovviamente non lo sa dire nessuno, però ecco, sono venuto qui a esporvi un po' più in dettaglio la situazione di una banca che è morta veramente. Poi lo sapete che la nuova, il decreto salva banche mette l'aggettivo nuova su tutte le altre banche, la Bank eccetera, sono banche che adesso stanno cercando acquirente, sono state liberate dei crediti deteriorati, adesso vedremo se qualcuno si riconstruirà. Dopodiché bisogna andare a vedere quanti dipendenti hanno, perché anche quello era un canale con cui diciamo fare. Però ecco, non voglio offendere la sensibilità di nessuno, probabilmente tanti risparmi lì, né da vendere facili illusioni, però il dato di fatto è che i titoli che avete in mano, se li vendeste adesso, trovate qualcuno che compra, poi perché lo sono votati, verificherete una forte perdita dei vostri risparmi, però tutti questi interventi in realtà sono proprio mirati a fare quello che diceva lei. Se questo accadrà in che tempo, ovviamente lo vedremo forse nei prossimi mesi.